Bismillahirrahmanirrahim, la lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e i messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide, vi dà il benvenuti a questa nuova lezione sulla vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Settimana scorsa ci siamo fermati nel descrivere l'amore che provava il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con sua moglie Khadija, e abbiamo detto che dopo la morte di Khadija il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non ha dimenticato la sua amata moglie, ovvero Khadija. Infatti è stato riportato che una volta entrò a casa sua Hala, che era una donna che aveva una voce che assomigliava a Khadija. Quando la sentì il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ricordò Khadija e cominciò a tremare, tanto che si ingelosì Aisha e gli disse al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ma Allah ti ha donato una meglio di lei? E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rispose: no Allah, no, te lo giuro che Allah subhanahu wa ta'ala mi ha donato il suo amore, in quanto è stata lei che mi ha sostenuto nei momenti in cui la gente non mi sosteneva, ed è stata lei che ha creduto in me quando la gente non mi credeva più, ed è stata lei da cui ho avuto i miei figli. Abbiamo spiegato la prima parte di questa descrizione dell'amore che provava il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con Khadija, e oggi inshallah, grazie all'aiuto di Allah subhanahu wa ta'ala, parleremo dei figli che aveva il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sappiate, cari fratelli e sorelle, che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aveva 7 figli. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aveva 7 figli, 3 maschi e 4 femmine. Aveva 7 figli, 3 maschi e 4 femmine. Il primo si chiamava Al-Qasim. Il primo figlio che ebbe il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si chiamava Al-Qasim. Tutti questi figli li ebbe da Khadija, tranne uno, che è Ibrahim, che lo vedremo più avanti. Il primo si chiamava Al-Qasim ed è stato il figlio con cui veniva soprannominato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infatti veniva chiamato Abul Qasim, che vuol dire il padre di Qasim. Veniva soprannominato tanto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con questo nome, ovvero il padre del Qasim, Abul Qasim. E Al-Qasim non è vissuto tanto, è vissuto solo 2 anni. Ed è nato, dicono i sapienti, prima della rivelazione, ovvero prima che diventasse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam all'età di 40 anni profeta. Quindi il primo figlio è Al-Qasim, con cui veniva soprannominato anche il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam come Abul Qasim. Nacque prima della rivelazione e morì dopo 2 anni. Dopo 2 anni, ancora bambino piccolo, morì dopo solamente 2 anni. Il secondo figlio è Abdullah, quindi il primo è Al-Qasim, il secondo è Abdullah. Veniva chiamato anche, soprannominato anche Tayyib e Tahir. Veniva chiamato anche Tayyib, vuol dire buono, e Tahir vuol dire puro. Perché? Perché nacque nei primi momenti dell'Islam. Vuol dire che è nato nei primi momenti in cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è diventato profeta. Quindi è stato soprannominato anche Tayyib Tahir, ma il suo vero nome è Abdullah, e anche Abdullah morì piccolo. Dopo il Qasim, che è morto subito dopo 2 anni di vita, anche Abdullah morì piccolissimo. L'altro figlio che ebbe maschio, quindi maschi abbiamo il Qasim, poi abbiamo Abdullah. Il terzo figlio maschio, poi passiamo alle femmine, il terzo figlio maschio è Ibrahim, ed è l'unico figlio che non l'ha avuto da Khadija, ma lo ha avuto da Maria al-Qibtiyya. Lo ha avuto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam all'età di 61 anni. Poi inshallah ci sarà una puntata in cui parleremo delle spose del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi il Qasim e Abdullah li ebbe da Khadija. Invece Ibrahim lo ebbe il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Maria al-Qibtiyya all'età di 61 anni, e lo amò il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tantissimo. Però anche Ibrahim dopo 18 mesi, ovvero 1 anno e mezzo, morì. È stata riportata un hadith in cui viene descritto il momento in cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha vissuto la morte di Ibrahim. Quando aveva 18 mesi Ibrahim, che stava per morire, c'era il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e con lui c'era Anas e c'era Abdurrahman ibn Auf.
Quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vedeva Ibrahim che in quel momento ormai stava provando, diciamo, i momenti della morte, stava per uscire la sua anima dal corpo, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli scese una lacrima dagli occhi. Lo vide Abdurrahman e gli disse: "O profeta, anche tu? Vuol dire anche tu piangi?" Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "O Abdurrahman, sì, questa è una misericordia." E poi disse delle parole che secondo me dovrebbero essere scritte con l'oro. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Il cuore si rattrista e l'occhio piange, e della tua separazione, o Ibrahim, siamo rattristati, ma diciamo solo ciò che compiace Allah subhanahu wa ta'ala." Queste parole avrebbero bisogno di una lezione intera. Nel momento della disgrazia, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha insegnato cosa deve dire e cosa deve fare il musulmano davanti a una disgrazia come la morte. Ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Il cuore si rattrista." È vero, si rattrista la separazione di un figlio che ha amato dopo 18 mesi. Dopo 18 mesi è morto. E mi stavo per abituare a lui come figlio, per crescerlo, però è morto. Il cuore si rattrista, l'occhio piange, scendono le lacrime dagli occhi e siamo tristi della tua separazione, però diciamo solo ciò che compiace Allah. È vero, fratelli e sorelle, che la morte è una grande disgrazia, come l'ha descritta Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano. E infatti Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano ha detto che ci metterà alla prova, perché alla fine la morte è una messa alla prova da Allah subhanahu wa ta'ala. E l'ha descritta Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano, Surat al-Baqarah, verso 155. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: "Sicuramente vi metteremo alla prova con la paura, la fame, la diminuzione delle ricchezze e delle persone e dei raccolti. Ebbene, dai la buona novella a coloro che perseverano, coloro che quando li coglie una disgrazia dicono: siamo di Allah e a Lui ritorneremo." وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Qua ci ha insegnato Allah subhanahu wa ta'ala, quando uno gli viene la notizia della disgrazia, ovvero della morte di qualcuno che amava tanto, che può essere un genitore, o può essere un familiare, o può essere un figlio, cosa deve fare il credente? Perseverare. وَبَشِّرِ الَّذِينَ صَبِرُوا, dai la buona novella a coloro che perseverano, che dicono quando gli coglie una disgrazia: siamo di Allah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, siamo di Allah e a Lui ritorneremo. Perché il credente sa che tutti noi siamo di Allah subhanahu wa ta'ala, che è Lui che ci ha creato, siamo dentro il suo regno e fa Lui quello che vuole di noi. Se decide di farci nascere, nasciamo. Se decide di prenderci, ci fa morire. Quindi siamo di Lui. Tutto quello che vedete è di Allah subhanahu wa ta'ala, è in suo possesso, è Lui il gestore, fa quello che vuole subhanahu wa ta'ala. Quindi quando ci colpisce una disgrazia, il fratello e la sorella che riceve la notizia di qualcuno che è morto, che sia il genitore, il fratello o il figlio, la prima cosa che deve fare è perseverare. Perseverare, sabr, perché è dura come notizia, però non hai soluzioni, fratello, devi perseverare e accettare il decreto di Allah subhanahu wa ta'ala, perché è Lui che ha deciso questo. E cosa devi dire? Devi dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un, siamo di Allah e a Lui ritorneremo. Ed è stato
provato che bisogna dire anche un'altra parola, che è quella di dire Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf alayya bi khairin minha. O Allah, ricompensami per questa disgrazia e dammi qualcosa di meglio di quello che hai preso. Questo dua l'ha detto una donna che si chiama Salama. Quando gli è morto suo marito che lo amava tanto. Quando è morto suo marito, cosa ha detto? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf alayya bi khairin minha. Sapete cosa gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala? Dopo pochi anni si è sposato con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perché ha resistito, ha perseverato, ha detto ad Allah di ricompensarla e Allah subhanahu wa ta'ala l'ha ricompensata per questo dua, tanto che si è sposata con chi? Con la miglior persona al mondo, che è il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questo deve fare il musulmano quando sente la notizia di una disgrazia: perseverare, accettare il decreto di Allah e dire queste parole. Però ci sono alcuni momenti che ci sono le sorelle o le donne o anche i fratelli che non resistono a queste disgrazie e che li vedi, alcuni di loro colpiscono nelle loro guancia o addirittura graffiano le loro guancia o addirittura strappano i loro vestiti o addirittura alzano la voce con parole che vanno contro ciò che ha decretato Allah subhanahu wa ta'ala. Questi, cari fratelli e sorelle, è un'azione molto 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 pericolosa e molti non conoscono il danno di queste parole. Io ho cercato di raggruppare alcuni ahadith che spiegano la gravità di queste azioni. Ascoltate con me, fratello e sorella, al fine che se ci colpisce una disgrazia dobbiamo capire che dobbiamo perseverare. Come fece il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perseverare. Siamo tristi, piangiamo, non c'è problema nel piangere. Il piangere si può piangere. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha pianto per Ibrahim, perché questa è misericordia, questa è la natura dell'essere umano. Però il problema non è il piangere puoi piangere, però devi accettare il decreto di Allah, ma non oltrepassare il pianto. Non trasformare questo pianto con parole che non compiacciono Allah. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come è stato riportato dal Bukhari e Muslim: non è dei nostri chi picchia le guancia, strappa i vestiti e dice parole dei tempi dell'ignoranza. Non è dei nostri, non fa parte della umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, non è tra coloro che seguono il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fratello, sorella, chi strappa i vestiti nei momenti della disgrazia, e lo vediamo soprattutto nei nostri paesi, vediamo le donne che strappano addirittura i vestiti quando sentono che il figlio o il padre o la madre sono morti, o addirittura graffiano le guance o battono sulle guancia alla notizia, o addirittura alzano la voce con parole che vanno contro Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, tu che sei morto, mi hai ferito, mi hai fatto, perché te ne sei andato giovane, ma tutte queste parole gli ha descritte il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parole dei tempi dell'ignoranza, di prima che venisse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perché quando è venuto il profeta ci ha insegnato delle parole che dobbiamo dire e non dobbiamo superare quelle parole. Diciamo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, basta, e ci fermiamo lì e resistiamo e aspettiamo la ricompensa da Allah subhanahu wa ta'ala, perché chi persevera avrà una grande ricompensa, come farò vedere dopo inshallah. Quindi non è dei nostri, non fa parte dei musulmani, non fa parte di coloro che seguono il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che picchia le guancia, strappa i vestiti e dice parole dei tempi dell'ignoranza. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: io sono innocente da colei che alza la voce alla notizia della disgrazia, si tira i capelli e strappa i vestiti. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel giorno del giudizio è innocente da queste persone. Dice: io non ti aiuterò e non sono con te e non ti conosco. Nel giorno del giudizio Allah subhanahu wa ta'ala darà la sua innocenza davanti a te, fratello o sorella. Invece di poterti difendere davanti a Allah, dirà che sono innocente. Perché? Perché non è lui che ti ha insegnato queste cose qua. Il tirarti i capelli, il strapparti i vestiti, sono tutte cose che fanno parte della jahiliya,
dell'ignoranza, fanno parte di persone che non hanno il cuore pieno di fede in Allah subhanahu wa ta'ala, perché io so che sono musulmano, sono di Allah, Lui fa di me quello che vuole, mi fa ammalare, mi fa guarire. Molte persone li vedi che dormono, che sono sane, poi la mattina non riescono a svegliarsi, perché? Decreto di Allah. In questa vita, fratelli e sorelle, siamo messi alla prova. Subhanallah, noi a volte dimentichiamo questa cosa qua. Noi ci dimentichiamo che in questa vita Allah subhanahu wa ta'ala ci mette in verifica. Oggi stiamo bene, domani stiamo male. Oggi siamo ricchi, domani siamo poveri. Oggi hai un figlio, domani muore. Oggi ti sei sposato, domani divorzi. Sono tutte messe alla prova da Allah subhanahu wa ta'ala. Se la vita fosse facile, allora che significato avrebbe questa vita? Sarebbe tutto facile, tutti andremo in paradiso, tutti accettiamo quello che abbiamo, tutti superiamo, come se la professoressa ci facesse fare una verifica facilissima con il vero e falso. Invece no, Allah subhanahu wa ta'ala ci vuole provare, spronare, metterci alla prova con tutti i tipi di prova come ha descritto prima, con la fame, con la ricchezza, con il divorzio, con la diminuzione delle ricchezze e così via, al fine di metterci alla prova per sapere quale grado di paradiso ti meriti, fratello o sorella. Perché a scuola quando facciamo gli esami non siamo tutti uguali. C'è chi ha preso 5 ed è bocciato. C'è chi prende 6 e se l'è cavata. C'è chi prende 100 e lode. Quindi non siamo uguali nella messa alla prova. E Allah subhanahu wa ta'ala quando ci mette alla prova qua per misurare la nostra fede, sia nel bene sia nel male, per poi categorizzare in che grado di paradiso saremo, inshallah, nel giorno del giudizio. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come è stato riportato da Muslim, la donna che alza la voce alla notizia della disgrazia e non si pente prima della morte, ascolta sorella, verrà risuscitata nel giorno del giudizio con un vestito di catrame con cui verrà punita. La donna che quando gli arriva la notizia al telefono che suo figlio è morto o suo marito è morto, comincia a urlare, ad alzare la voce, ma perché sempre io? Ma capitano tutte a me, ma non trovi se non me da prendere? Ci sono alcuni che dicono queste parole qua contro il decreto di Allah subhanahu wa ta'ala. Queste persone, che sia uomo o donna, che dicono queste parole dei tempi dell'ignoranza, se non si pentono prima di morire, nel giorno del giudizio, Allah subhanahu wa ta'ala li farà risuscitare con un vestito di catrame con cui verranno puniti. Quindi, fratello, sorella, occhio a cosa diciamo nei momenti in cui ci arriva la disgrazia, perché è stato provato che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passò vicino a una tomba e vide una donna, la madre di una figlia, che è seduta vicino alla tomba di sua figlia e piangeva. Quando è passato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le disse: sorella, abbi timore di Allah e persevera. Abbi timore di Allah e persevera. Lei disse: lasciami stare, tu non hai subito la disgrazia che io sto subendo. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la lasciò, non gli disse più niente e andò a casa. La donna, quando venne a sapere che colui che ha parlato con lei era il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si indirizzò verso casa sua per chiedergli scusa. Quando è arrivato da lui, gli disse: oh profeta, scusami, non sapevo che eri tu. Gli disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a questa donna: la perseverazione sta nel momento in cui ti arriva la notizia della disgrazia. Lì c'è il sabr. Nel primo impatto, quando senti la notizia, non dopo. Non è che dopo che tu hai fatto tutto quello che hai fatto, la scena che hai fatto, hai urlato, hai strappato i vestiti e dopo 3 giorni dici Rani Sabra. No. Sto perseverando. No. Il perseverare che vuole Allah subhanahu wa ta'ala da noi nel momento in cui sentiamo la notizia. Quando ci arriva la notizia che colui è morto, in quel momento lì dico: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Piango, perché è naturale piangere, però non alzo la voce, non strappo i vestiti. Gli disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la perseverazione sta nel momento in cui senti la notizia. E poi c'è una cosa molto importante da capire. Che cos'è che serve al morto dopo la sua morte? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare, fratelli e sorelle. Noi piangiamo, urliamo, ma la domanda è: tutto questo che stai facendo lo stai facendo per il morto, giusto? Ma la domanda giusta è: cosa posso fare io per il morto?
Perché il morto quando muore vengono chiusi i suoi libri delle azioni, quindi non può aggiungere una hasana e non può togliere una hasana. Cos'è che gli serve al morto? Serve delle hasanat. Lo sapete che il profeta Muhammad sallam in un hadith impressionante cosa ha detto? Disse il profeta Muhammad sallam: il morto viene punito per il pianto dei suoi parenti per la sua morte. Il morto viene punito per il pianto dei suoi parenti per la sua morte. Qua uno potrebbe dire: ma scusa, ma cosa c'entra il morto se i suoi familiari piangono? Infatti i sapienti hanno varie opinioni su questo hadith. Alcuni sapienti hanno detto: questo hadith riguarda il miscredente, che è morto nella miscredenza, i suoi parenti piangono per lui e lui viene punito per il suo pianto. Altri sapienti invece dicono no. Dicono questo hadith parla di colui che ha detto ai parenti di piangere quando lui muore. Quindi è stato lui che gli ha detto di fare questa azione qua. Quindi lui subirà la punizione di questa azione. Altri dicono invece no, è colui che sa che nella tradizione dei suoi parenti, di solito quando uno piange, quando uno muore, piangono, urlano, ma lui non ha detto niente. Quindi è come se lui accetta questa cosa dopo la sua morte. Invece altri sapienti dicono: questa punizione, dicono, non è una punizione fisica che subisce il morto, ma è solo una punizione sentimentale. Vuol dire che il morto si rattrista, quindi una punizione interiore. Il morto si rattrista del pianto dei suoi parenti per lui. Quindi, fratello, sorella, che tu pianga, questo non aiuta in niente al morto, anzi lo rattrista. Ma cos'è che possiamo fare noi per aiutare il nostro caro parente che è morto? Una volta il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dopo che ha defunto un uomo, disse ai sahaba che erano vicino alla tomba: fate il dua per il vostro fratello, perché adesso gli vengono fatte delle domande dagli angeli. Quindi cosa possiamo fare noi per il morto? Il dua, invocare Allah per lui, chiedere ad Allah subhanahu wa ta'ala che faccia sì che questa tomba sia un giardino di paradiso, di chiedere ad Allah subhanahu wa ta'ala di aprire a questo morto una finestra, una porta verso il paradiso, e di far sì che questa tomba non sia una tomba di fuoco, e di farlo entrare nella sua misericordia. Di questo ha bisogno il morto. Non ha bisogno delle nostre urla, non ha bisogno dei nostri pianti, di tutto questo non ha bisogno. Ma il morto ha bisogno dei nostri dua. Forse uno dei suoi parenti è uno che è vicino ad Allah, che è un timorato di Allah, che se alza fa "Oh Allah", Allah accetta il suo dua. E quindi forse Allah subhanahu wa ta'ala, grazie a questo dua, aprirà la porta del paradiso a questa persona. Quindi, fratelli e sorelle, quello che ho voluto far arrivare adesso è quello che quando ci arrivano notizie di disgrazia, di perseverare. È stato questo il motivo per cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto all'inizio della da'wah, all'inizio dell'Islam, ha detto alle donne: non andate al cimitero. In un hadith all'inizio della da'wah ha vietato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alle donne di andare al cimitero. Perché? Perché le donne sono molto sentimentali, sono molto deboli quando entrano e ripensano ad esempio al marito, al figlio, al fratello che è morto, quindi cominciano a piangere, quindi potrebbero cadere in questi tipi di peccati, anche se dopo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: visitate le tombe, visitate il cimitero, perché questo vi ricorderà il giorno del giudizio. Quindi c'è una divergenza tra i sapienti se la donna può visitare, può andare in cimitero o non può andare in cimitero. Alcuni dicono che non può andare, invece la maggioranza dei sapienti dicono che la donna può andare al cimitero a visitare un morto, che sia suo parente, suo marito, suo fratello, a condizioni che il suo abbigliamento sia adeguato, che non faccia la fitna e che quando va lì non comincia a urlare o comincia a dire cose contro il decreto di Allah. Quindi la donna può andare in cimitero, perché come l'uomo andando in cimitero ti ricorderà il giorno del giudizio, e questo è un consiglio che do a tutti i fratelli e sorelle che quando tornano ai loro paesi gli consiglio almeno un giorno di andare in cimitero, al fine di ammorbidire questi cuori che si sono induriti in quest'epoca, perché andando in cimitero effettivamente ti ricorderai che la nostra destinazione è quella là.
Questa settimana ero a lavoro, martedì. A un certo punto mi chiama mio padre. Pronto, Younes? Lo sai che oggi è morto il mio cugino, il figlio di mia zia? Ma era malato? No. Soffriva di qualcosa? No. Cos'è che aveva? Niente. Niente. È andato a visitare una sua sorella in un paese in Marocco. Mentre stava salendo le scale, è entrato in salotto, ha detto a sua sorella di fare un bicchiere di tè e mentre era seduto ha detto a un uomo che era lì: portami la pressione per misurarla perché non mi sento bene. Il tempo che è andato a prendere l'oggetto per misurare la pressione, quando è tornato ha visto l'uomo sdraiato. Finita. تأتيكم بغتة قل إن الموت التي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Di la morte da cui state scappando. Quando senti la malattia vai dal dottore, scappi dalla morte. Quando ti viene fame mangi, scappi dalla morte. Quando ti viene sete bevi, scappi dalla morte. Abbiamo paura della morte, ma arriverà un giorno in cui toccherà anche noi. Visitate i cimiteri. 2 giorni dopo mi chiamò la moglie di mio fratello per dirmi: la moglie di tuo zio è morta. 2 giorni di differenza. 2 giorni. Come è morta? Cosa è successo? Era malata? No. Era vecchia? No, 40 anni. Aveva 3 figli. Stava abbastanza bene. Mia sorella, che era con lei un'ora prima che morisse, era con lei mia sorella. Erano seduti al tavolo a mangiare, a bere, a scherzare, a ridere. Tempo che mia sorella è arrivata a casa, io ho ricevuto la notizia, ho chiamato io mia sorella per informarla della disgrazia. Mi ha detto: ma non è vero, forse ti stai sbagliando, forse stanno parlando di tuo cugino. Gli ho detto: Allahu A'lam. Ha richiamato lei e si è accertata effettivamente che la moglie di mio zio è morta. Chi si aspettava che sarebbe morta? Questa donna effettivamente sapeva che sarebbe morta lasciando 3 figli piccoli. La morte arriva all'improvviso. Fratello, sorella, non dire: domani mi pento, domani la sorella metto il velo, domani fratello prego, domani, no. Oggi, perché la morte arriva all'improvviso. Per le sorelle e i fratelli che perdono invece i bambini piccoli, tipo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che ha perso Al-Qasim e Abdullah e Ibrahim, piccoli, 1 anno, 2 anni. Questi invece avranno una ricompensa a parte. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come è stato riportato dal Bukhari, che Allah dice che se prende al suo servo un bambino e persevera per Allah, avrà il paradiso. La sorella, il fratello che perde il figlio, muore all'improvviso il figlio, se persevera in Allah, avrà come ricompensa il paradiso. Quindi è vero che Allah subhanahu wa ta'ala va preso una cosa che amate tanto, ma vi darà qualcosa che amate ancora di più, ovvero il paradiso. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a una donna che gli morì il figlio: avrai una grande protezione dal fuoco dell'inferno. Quindi se il tuo figlio muore giovane, sorella, ancora bambino, questo per te sarà un motivo per cui entrerai in paradiso e sarà per te uno scudo che ti proteggerà dal fuoco dell'inferno. E disse Allah subhanahu wa ta'ala in un hadith al-Qudsi, dice agli angeli: avete preso il figlio del mio servo? Dicono gli angeli: sì. Dice Allah: il suo amore, quello che prova per lui amore, dicono gli angeli: sì. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: che cosa ha detto il mio servo? Dicono: ti glorifica. Dice: siamo di Allah e a lui ritorniamo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: costruitegli una casa in paradiso e chiamatela la casa del ringraziamento, il hamd, la casa del hamd. Una persona che perde suo figlio e persevera e dice: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, avrà come ricompensa il paradiso, la protezione dall'inferno e addirittura una casa che viene chiamata la casa
del ringraziamento, ovvero del hamd. Quindi, sorella, fratello, se perdete un bambino, perseverate e aspettate la ricompensa da Allah subhanahu wa ta'ala. Una delle figlie, questi sono i figli maschi, Al-Qasim, Abdullah e Ibrahim. Invece le femmine abbiamo Zainab. Si dice che Zainab è la più grande e che Zainab era sposata con uno che si chiamava Abul As ibn al-Rabi'. Quando ci fu l'avvento dell'Islam, quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cominciò a divulgare l'Islam, Zainab diventò musulmana, invece Abul As diventò musulmano un po' di tempo dopo Zainab, e che ebbero due figli. Una si chiama Umama, che fu la sposa di Ali dopo la morte di Fatima, perché come sappiamo Ali sposò Fatima, dopo la morte di Fatima radiallahu anha sposò Zainab, la figlia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ebbero come figlio anche Abdullah, che anche lui morì piccolo. Quindi la prima femmina è Zainab, sposata con Abul As ibn Rabi'. I loro figli sono Umama e Abdullah, che morì piccolo. La seconda figlia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è Ruqayyah. Quindi la prima è Zainab, la seconda è Ruqayyah. Ruqayyah fu la figlia che si sposò con Uthman. Vedete che Fatima si sposò con Ali, Ruqayyah con Uthman. Sapete perché? Perché sempre il padre cerca le migliori persone per le sue figlie, e così anche gli uomini cercano le migliori donne per loro stessi come spose. Vedete come il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cercava sempre Uthman. Abu Bakr si è sposato con sua figlia, cercavano di tenere il legame, perché tra due persone pure effettivamente uscirà una discendenza pura che glorifica Allah. Ruqayyah si sposò con Uthman, che poi subhanallah Ruqayyah si ammalò prima della battaglia di Badr. Infatti quando Uthman è andato dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam per chiedergli se poteva andare anche lui in battaglia, gli disse no, rimani a curare Ruqayyah. Quindi rimase Uthman a Medina per curare Ruqayyah, solo che dopo un piccolo periodo morì. Dopo un piccolo periodo dalla sua malattia morì, ebbero un figlio che si chiama Abdullah e anche lui morì piccolo. Quindi la prima è Zainab, la seconda Ruqayyah. La terza figlia che ebbe il profeta, tutte da Khadija, tranne Ibrahim. Tutti quelli che vi dico adesso sono tutti da Khadija, tranne Ibrahim da Maria al-Qibtiyya. La terza figlia è Kulthum. Fu la sposa di Uthman ibn Affan dopo la morte di Ruqayyah. Quindi Uthman, dopo aver sposato Ruqayyah dopo un piccolo periodo morì. Cosa ha fatto Uthman? Ha sposato la terza figlia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che si chiama Kulthum, ma anche lei dopo un piccolo periodo di tempo morì. L'ultima figlia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dopo Ruqayyah, dopo Zainab, dopo Kulthum, fu Fatima al-Zahra. Fatima. Amò tantissimo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatima, tanto che disse: Fatima è un pezzo di me. La amò talmente tanto che disse: Fatima è un pezzo di me. E Fatima, quando era piccola, quando veniva verso il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che lui era seduto a parlare, cosa faceva? Si alzava. Talmente le voleva bene, si alzava e le andava incontro e la prendeva e la sedeva nella postazione dove lui era seduto e gli metteva il cuscino. Questo per dimostrare quanto ci teneva il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Fatima, e l'ha descritta che è una delle 4 donne migliori al mondo. Disse al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: 4 donne migliori al mondo sono Khadija, Fatima, Asia e Maryam. Queste sono le 4 migliori donne al mondo che dovrebbero essere gli esempi per le nostre sorelle e per le donne musulmane. Fatima si sposò con Ali, radiallahu anhu. Ebbero dei figli, tra cui, quando ebbero il primo figlio, entrò il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contento, perché ha saputo la notizia che Fatima aveva partorito il primo figlio di Ali. Entrò il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicendo: dov'è mio figlio? Dov'è mio figlio? Come ha amato Fatima, amava tantissimo anche i suoi figli. È entrato: dov'è mio figlio? Quando arrivò e prese il figlio, disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ali, come l'avete chiamato? Ha detto Harb. Lo abbiamo chiamato Harb. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: no, sarà chiamato il Hussein. E Ali radiallahu anhu e Fatima hanno accettato e lo hanno chiamato il Hussein. Poi ebbero un secondo figlio. Arrivò il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: come lo avete chiamato? Ha detto Harb. Disse: no, chiamatelo Muhassin.
Però questo Muhassin morì piccolo. Poi nacque un altro figlio che venne il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gli ha detto come lo avete chiamato? Gli hanno detto l'abbiamo chiamato il Hassan, e poi ebbero anche una figlia che viene chiamata Kalthum anche lei. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amò i suoi due nipoti, amò tantissimo i suoi due nipoti, il Hassan e il Hussein, li amò tantissimo, tanto che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam metteva il Hassan a destra e il Hussein a sinistra e diceva: oh Allah, come li ho amati, amali anche tu. Oh Allah, come io ho amato il Hassan e il Hussein, amali anche tu. Ed è stato riportato che il profeta Muhammad, quando pregava, era in sujud, venivano su di lui e si aggrappavano a lui, salivano su di lui, e lui sallallahu alaihi wasallam li lasciava finché scendevano e poi finiva la sua preghiera. È stato riportato anche che una volta, mentre stava facendo il sermone del venerdì, è entrato il Hassan e il Hussein e uno di loro è inciampato e caduto. Cosa ha fatto il profeta Muhammad? Ha fermato il sermone, è sceso dal mimbar, è andato da loro, li ha presi e poi è salito a finire il khutbah. Tutto questo perché li ha amati tantissimo. Sapete perché? Perché sono gli unici due nipoti da cui continua la discendenza del profeta Muhammad. Come vi ho detto, tutti sono morti piccoli. Tutti i figli del profeta Muhammad sono morti piccoli. Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah, Kalthum, Ruqayya, tutti sono morti piccoli, tranne i figli di Fatima, il Hassan e il Hussein. Infatti i sapienti dicono che le discendenze, le uniche discendenze che sono rimaste, derivano o dal Hassan o dal Hussein. Questi sono i figli del profeta Muhammad, riepilogando: 3 maschi, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, 4 femmine, Zainab, Kalthum, Ruqayya e Fatima. Abbiamo visto in modo molto breve e riepilogativo un po' della loro vita, con chi si sono sposati e che figli hanno avuti, ma soprattutto, cari fratelli e sorelle, è importante conoscere questi nomi, perché subhanallah, se tu vai in giro e chiedi ai fratelli e alle sorelle, soprattutto ai fratelli, di spiegarti ad esempio i nomi di una determinata squadra di calcio, vedi che rispondono e ti dicono anche l'allenatore e ti dicono anche i giocatori dell'anno scorso, i giocatori che staranno per comprare. Invece quando dici al fratello quali sono i figli del profeta Muhammad, vedi che va in difficoltà e non riesce a capirli. E fa parte dell'amare il profeta Muhammad, conoscere i suoi figli, conoscere le sue spose, conoscere i suoi genitori e conoscere queste particolarità e piccolezze sulla sua vita. Jazakumullahu khairan. Non dimenticatevi di condividere questo bene, inshallah, affinché arriva a tutte le case dei fratelli e le sorelle, che conoscano sempre di più e si avvicinano sempre di più al nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ci vediamo domani con una nuova puntata. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.